Buongiorno amici telespettatori, siamo al campo di atletica e rugby di Vittorio Veneto per un raggruppamento in mini rugby organizzato nella sua attività ordinaria del rugby Vittorio Veneto, una giornata che vede centinaia di ragazzi di diverse età e di diverse società affrontarsi appunto in gare di mini rugby in questo impianto vittoriese. Siamo con Michele Vespini, presidente del Rugby Vittorio Veneto, ci diceva non proprio dall'inizio della sua costituzione ma dall'anno successivo. Allora Michele, intanto spieghiamo di cosa si tratta l'evento di oggi. Intanto grazie e buongiorno a tutti. Oggi, questa mattina in particolare, è un raggruppamento di mini rugby, cioè ci sono 5 società che partecipano a questo mini torneo di rugby con bambini dai 4 anni fino ai 12 anni. Sono circa 240-250 ragazzi, insomma, che si divertono a giocare a rugby. È un appuntamento che viene fatto a cadenze quasi regolari tra le varie società che oggi sono presenti, quindi oggi voi ospitate, altre volte andate in giro. Certo, c'è uno scambio, anche le squadre sono sempre diverse, questo serve per crescere e affrontiamo squadre blasonate come può essere la Benetton a squadre magari un po' più piccole e ci confrontiamo in questa bella giornata, perché poi alla fine è una festa. Certo, e questa è, diciamo, l'unica attività agonistica che viene fatta, cioè le uniche partite che vanno fatte dai più piccoli, o ci sono anche dei campionati? Allora, i raggruppamenti, così li chiamiamo noi, sono preparatori a dei tornei. Il mini rugby non ha campionato, ha tornei, ad esempio il più grosso, che è il Topolino, che viene disputato e organizzato dalla Benetton a Treviso, con 130-140 società partecipanti di tutta Europa, che è il più grosso credo poi in zona. È un po' una meta, la preparazione è questa, cioè raggruppamenti in casa dove questi ragazzi imparano a giocare ed è agonistico poi alla fine, perché comunque viene registrato ed è una cosa, come dire, che insegna ai bambini e ai ragazzini che l'agonismo serve a crescere, capire, rispettare l'avversario, giocare con un po' di attenzione ai ruoli e queste cose qui. È un modo per crescere, insomma. Certo, venendo alla vostra società, come c'è scritto nel vostro logo, siete nati nel 2013, quindi una società molto giovane, diciamo, e che sta raccogliendo grandi consensi in termini numerici e anche di partecipazione delle famiglie. Sì, allora noi ci siamo costituiti nel 2013, un po' così, un po' in maniera abbastanza anche difficoltosa, e poi il rugby a Vittorio Veneto piace. E noi stiamo facendo anche un buon lavoro, siamo arrivati a numeri anche importanti, perché abbiamo 160 circa tesserati, di cui 110-115 ragazzi che giocano dai 5 ai 16 anni e qualcuno anche di 18 anni. Abbiamo fatto partire anche il touch femminile, quindi abbiamo delle ragazze che Dopo giocano. Spieghiamo anche cos'è. Sì, certo. E il touch, diciamo, maschile, e quindi abbiamo altri 30-40 atleti che si divertono a giocare a rugby. E quindi insomma è un bel successo per noi. Mi risulta anche che avete molti genitori che sono impegnati, o forse tutti i dirigenti sono dei genitori o quasi. Sì, diciamo che la famiglia, il genitore è importante. Noi siamo fondati sul volontariato, non abbiamo ovviamente introiti e pertanto il genitore è importante, ci dà una mano. Poi ci sono genitori che hanno fatto già sport, o qualcuno proviene dal rugby, altri provengono da altre discipline e si mettono in gioco con noi. Qualcuno studia, fa dei corsi, diventa anche allenatore o accompagnatore, altri ci aiutano nel terzo tempo e quindi organizzano queste. Il famoso terzo tempo del rugby che tanti cercano di mutuare, ma che, ricordiamolo, è nato nel rugby e ha un suo valore assoluto. Il terzo tempo è fondamentale, il terzo tempo è il momento della pace. Cioè dopo in campo si combatte e poi si fa la pace davanti a una pasta asciutta nel loro caso, o davanti a una birra e un panino nel caso, diciamo, dell'adulto, ed è fondamentale perché praticamente si creano rapporti di tutta una vita, perché sono amici che nel terzo tempo, giocatori che nel terzo tempo hanno fatto amicizia e se la portano avanti tutta la vita. È fondamentale il terzo tempo.
Ascolta, e tornando al rugby, facciamo un po' di numeri come tesserati, come numero di allenatori. Sì, noi abbiamo la struttura che è composta più o meno così, ci sono 7 dirigenti, ci sono circa 18-17 allenatori su vari livelli di preparazione, poi abbiamo una ventina circa di accompagnatori e poi abbiamo tutto il resto, sono tutti ragazzi, quindi in totale siamo circa 160. Sicuramente un bel numero considerata l'età giovane della società. Ultima cosa, poi abbiamo visto in giro anche il sindaco e l'assessore allo sport, anche sui giornali si è parlato del vostro problema campo. Sì, finalmente qualcosa si sta muovendo, l'avete anche letto sui giornali, il Consiglio Comunale ha approvato perlomeno sulle opere Sì, pubbliche. poi chiederemo il dettaglio, lo chiederemo ai politici, ma facci capire il vostro problema. Il nostro problema è che abbiamo necessità di un impianto nostro, quindi per poter... Scusa, ricordiamolo che noi ci troviamo qui all'interno perché tutti lo sanno, ma magari chi ci vede in video non lo sa, ci troviamo su un campo che è al centro della pista atletica, quindi non è uno stadio del rugby, è il campo in mezzo alla pista atletica. Sì, è stato ricavato uno spazio per giocare a rugby all'interno di questo anello che tra l'altro è stato appena ristrutturato, quindi insomma anche un po' preservato, esatto. E noi ci alleniamo qui con qualche difficoltà anche di convivenza e quindi come del resto sì, fanno tutte le società è giusto avere un nostro spazio, una nostra clubhouse, un modo per emergere e anche esplodere in questioni anche di numeri perché abbiamo tantissime richieste, però gli spazi sono limitati e non riusciamo a gestire come vorremmo. Quindi ben venga un nuovo impianto e soprattutto anche in questa zona, visto che io ho un sogno che è la cittadella dello sport, questa convivenza con altre discipline che può far solo crescere tutti. Eccoci qua con due protagonisti della giornata, due giovani rugbisti del Vittorio. Diciamo ai nostri telespettatori come vi chiamate. Tobia. Hai un soprannome? Toby. E tu? Tommaso. Detto? Waffer. Perché Waffer? Perché una volta sono venuto a un allenamento con una maglia termica bianca e un gilet senza maniche marrone. E sembravi un Waffer? Sì. Bravi. Allora ditemi di che categoria siete? Under 12. Under 12 e? Under 12. Ah, siete diversi di altezza però. Lui è in prima media, io in quinta elementare. Ok, bravi. Quasi tutti i ragazzini, tanti ragazzini giocano a calcio, invece voi avete scelto questo magnifico sport che è il rugby. Perché? Perché ci fa squadra e poi c'è il terzo tempo con cui si parla anche con le altre squadre e si socializza. Bravo, questa è una risposta perfetta. Vediamo se sai rispondere meglio. Io sono venuto al rugby perché ho provato il calcio ma lì mi prendevano in giro e qui al rugby... Perché ti prendevano in giro? Perché non si trovavano bene in squadra con me, penso. E invece... Era colpa loro però, non era colpa tua. E invece qui al rugby mi sto divertendo molto perché è uno sport di collisione, di amicizia e di lealtà. Bello questo concetto, ma cos'è la lealtà secondo te nello sport? La sportività, il non barare. Non è mica detta, l'hai detta così con un sorriso, ma non è mica poco. E cosa ne pensi di questo tuo compagno qua che dice che il rugby è bello perché c'è lealtà? È vero perché c'è molto rispetto per l'avversario, per i compagni e per tutti i dirigenti. E anche per le regole, no? Perché qua non si può, mi diceva un vostro allenatore che non ci si può, per esempio come nel calcio che fanno simulazione, si buttano per terra, qua non si può fare. No, perché a terra ci vai già quando ti prendono gli avversari. Esatto, non occorre buttarsi anche apposta. Ascoltate, il fatto che, come dice il vostro slogan, sporchi fuori e puliti dentro, questo è uno sport in cui bisogna essere leali, come avete detto, però ci si sporca un po', cioè è uno sport che fisicamente vi mette a dura prova. Fisicamente ma non psicologicamente. Bravissimo. Non ti viene delle volte un po' di invidia verso quelli che fanno, che ne so, pallavolo, basket, che stanno al caldo, non si sporcano? No, perché mi piace sporcarmi. Ti piace sporcarti? Ma e a casa cosa ti dicono? Niente. Lavano la roba? Sì. Ok. E a te cosa ne pensi? Allora, il rugby è uno sport di contatto, è fatto così e giocando tipo in un ambiente chiuso, se sbatti sul pavimento ti fai male, mentre se sbatti sulla terra non... Cioè al massimo prendi un colpo.
Quindi è meglio così, però quando vi vedo uscire delle volte siete un po' zoppicanti qualcuno. Sì, Però non è un male che passa questo. sì, sì. Ascoltate, allora adesso Waffer ti chiedo, fai un messaggio, un appello a tutti i ragazzini che ti ascoltano perché venire a giocare a rugby a Vittorio. Il rugby è un bello sport perché è di lealtà e non è come altri sport come il calcio in cui non c'è molto rispetto delle regole. Invece qui è tutto molto pulito e appena al primo sgarro si esce, quindi si ha la punizione immediata. E quindi perché devono venire? Perché qui ci si diverte, giusto? Ci si diverte molto. E si fa amicizia con qualcuno che non si conosce. Perfetto, grazie ragazzi. Oggi avete già giocato? Sì, in 2 partite. 2 partite su 3. Vinte o persi? Non lo so. Va bene, non è importante il risultato. Infatti, sì. Perfetto, grazie, grazie. Grazie. Allora abbiamo qui in fianco a me un volto noto per il mondo del rugby, Tony Palma, buongiorno, da oltre 40 anni nel mondo del rugby, quindi è lui la persona più indicata per rispondere a questa domanda. Diamo una definizione dell'importanza di far rugby con i bambini. Nel rugby si dice scuola di vita e in realtà è così, perché è uno sport come il rugby che non nascondiamo, è uno sport duro che mette alla prova i ragazzi, li mette alla prova dal punto di vista fisico. Nel rugby ci sono certe regole non scritte, come il fatto che non si esce mai dal campo, si cerca di uscire dal campo, non dobbiamo simulare i falli, perché una cosa importante in una partita di rugby, se un ragazzo si fa male, la partita non viene sospesa, entra dentro in campo il medico e gli altri giocano e quindi non voglio fare una battuta, non ci sono simulazioni, quindi è una cosa vera. L'impegno poi che ci mettono i ragazzi in questo gioco, che si gioca con qualsiasi tempo, pioggia, non pioggia, forma il carattere, quindi è veramente una cosa formativa, una vera scuola di vita. Diciamo che potreste fare scuola anche a molti altri sport, adesso senza far polemiche e riferimenti a altri sport dove invece la simulazione è di casa, voglio dire, il rugby ha punti da dare. Certo, oltre a questo anche la questione del rispetto, per esempio Dell'avversario e delle regole. Esatto, in campo parla solo il capitano, addirittura a alti livelli, la panchina, gli allenatori sono in tribuna, con l'arbitro non si parla, se si parla si prende il cartellino giallo, si rispetta e questo a qualsiasi livello, anche i bambini e anche e soprattutto i seniores. Anche la nazionale, anche i 6 nazioni, quindi è un buon insegnamento per i ragazzi. Io non sono giovanissimo, ho dei ricordi di gioventù che andavo a vedere la Metal Chrome a Treviso e mi aveva sempre affascinato vedere quando le squadre uscivano dal campo che si faceva delle volte addirittura un corridoio della squadra che applaudiva l'avversario che usciva. È veramente una cosa che esiste solo nel rugby. Certo, c'è il saluto perché ecco, nel rugby si usa dire non si gioca contro una squadra, si gioca con la squadra, perché se ci manca l'altra squadra non possiamo giocare. L'arbitro fa parte del gioco, senza arbitro non si gioca, quindi va bene così. Il corridoio finale è un corridoio che va benissimo, si fa ancora tutt'oggi e poi c'è, diciamo, si conclude tutto con il terzo tempo dove si mette a tacere tutte le varie cose che succedono in campo. Ecco, diciamo che quella del terzo tempo, ne abbiamo parlato anche prima col Presidente, è forse l'unica cosa che gli altri sport cercano di copiare, ma con altri fini, insomma, soprattutto per far festa più che per fare amicizia. Certo che sì, ripeto, come abbiamo detto prima, hai detto anche tu, non vogliamo insegnare niente a nessuno. Chi vuole capire qualcosa, vedere rugby, venga qui a vedere come oggi una festa che è oggi su questo campo di rugby, come in altrettante concentramenti nel Veneto e in tutta Italia. Ecco, se qualcuno viene qui si innamora del rugby sicuramente. Certo, e Tony, ultima domanda, dopo appunto oltre 40 anni di impegno adesso vesti una casacca del Vittorio Veneto, società giovane che sta crescendo bene e che ha, penso, legittime ambizioni di crescere ancora. Guarda, io quando sono arrivato qui ricordo con dei ragazzini dell'Under 14 si allenava qui su un angolino al buio. Bene, questi ragazzi adesso giocano su un campionato Under 16, il prossimo anno faranno l'Under 18, abbiamo un Under 16 che va bene e sta vincendo tutte le partite. Stiamo lavorando con un progetto con l'Under 14, con altre società. È veramente una continua ricerca di qualcosa di nuovo che tiene
tiene viva l'ambiente e che tiene viva anche chi di rugby è un po' datato, così avere tanti stimoli per continuare. Con tutti questi stimoli per i prossimi 40 anni sai che sei impegnato. Certo che sì. Adesso come vedete ci sono anche due rappresentanti del cosiddetto gentil sesso, due signorine che si chiamano Anna Asia. e Asia, tutte e due con la A. Allora ditemi una cosa, la domanda è spontanea, ma con tutti gli sport che ci sono con tante ragazze, voi venite in uno sport circondate da maschiacci qua, come mai? Allora io avevo provato a scuola e mi è piaciuto, allora ho provato e E deciso ho di iniziato sì, e ho deciso di restare. E tu, Asia? Io anche perché diciamo che gli sport femminili non mi piacciono tanto e abbiamo fatto 3 lezioni a scuola e mi è piaciuto molto, allora ho deciso di venire a fare rugby. Ma voi fate rugby normale o touch rugby? Normale. Normale. E non avete paura dei contrasti, degli urti, delle mischie? No, sono cose normali. Cioè, Sì, sono normali se uno gioca a rugby. Quante ragazze siete qua? Tu sei dell'Alpago, tu sei del Vittorio. Quante siete ragazze? Nella mia squadra sono l'unica e poi c'è nell'Under 8 credo un'altra. Ok, 2 ragazzine. E all'Alpago? siamo io e un'altra. Quindi proprio poche. E ciò nonostante voi vi impegnate in questo sport. Allora, anche voi come i vostri amici di prima, fate un appello alle ragazze che vi vedono. Perché dovrebbero venire a giocare a rugby? Anche per essere un po' diversi dagli altri, non lo so, cioè è un gioco molto... Perché uno può pensare che è un gioco un po' maschile, invece no. No, è anche femminile. Come tanti maschi fanno sport femminili, le femmine possono fare gli sport maschili. Giusto, all'insegna della parità dei sessi. E tu invece cosa mi dici? Anche perché il rugby è un bello sport perché è di squadra e poi ci si diverte molto. E anche per appunto come diceva lei per differenziarsi un po' anche. Giuseppe Costa, assessore allo sport, siamo qui in pista a vedere questo evento di una società, il Rugby Vittorio Veneto, una società giovane che però sta riscuotendo grande consenso e raduna molti giovani e molte famiglie. Beh, indubbiamente sì, e diciamo anche che è giovane perché è dal 2013 che ha riacquistato una nuova vitalità. È un'attività questa che serve a unire i ragazzi, le famiglie, stanno raggiungendo numeri non indifferenti su 200 persone tra accompagnatori tecnici e atleti, e molto utile perché fa crescere questi atleti nel rispetto delle regole, pur essendoci diciamo anche un contatto fisico non indifferente a volte. Diciamo che i valori, la lealtà, il fair play e il famoso terzo tempo del rugby ne fanno una caratteristica che è difficilmente riscontrabile in altre discipline. Indubbiamente anche questo è vero, e anche diciamo, qualche altra attività sportiva potrebbe o anzi dovrebbe copiare o mutuare questa esperienza del terzo tempo. Certo, e l'amministrazione, poi parleremo anche col sindaco, l'amministrazione ha cercato nei limiti del possibile e nei limiti del bilancio di venire anche incontro a questa nuova società che entra in un panorama già molto ricco dello sport vittoriese. Sì, il panorama è ricco, questa società oggi è ancora ospite, io spero per 18-24 mesi, ospite qui in questo prato, in questo campo, e alla stessa auguro uno sviluppo e un futuro bellissimo. Certo. Siamo in un campo che è accerchiato da una pista di atletica, ci dica qualcosa di questa pista? La pista di atletica è stata collaudata martedì scorso e ci hanno detto che verso fine mese conosceremo il risultato, anche se siamo già oggi consapevoli che ci saranno delle prescrizioni, perché avere le 8 corsie e avere gli spogliatoi che sono un po'
non dico fatiscenti, ma Old fashion. old fashion, ecco, old fashion non va molto bene, ecco, per cui una delle prime cose è i prossimi passaggi è quello di prendere per mano gli spogliatoi che potranno servire sia per l'atletica che per il rugby. Con il sindaco Roberto Tonon, qui tema di attualità è il campo da rugby. L'assessore Costa ci ha fatto notare che ci troviamo su un campo ancora provvisorio, nel senso che le prospettive, almeno quelle annunciate, sono diverse. Sì, molto diverse, sono state annunciate, siccome recentemente il Consiglio Comunale ha approvato un atto di indirizzo in base al quale ci sarà un passaggio di proprietà fra la proprietà attualmente privata di una parte del Victoria, sito nel quale noi intendiamo collocare, il Consiglio Comunale così ha deliberato come atto di indirizzo, di collocare il nuovo, finalmente, campo da rugby. Nuovo e primo? Esatto, nuovo e primo, primo forse di una lunga serie. A fronte di questo l'augurio è che adesso la proprietà presenti al più presto il progetto definitivo, in modo che si possa fare l'ultimo passaggio in Consiglio Comunale prima di cominciare i veri e propri lavori. Quindi ci sarà appunto il campo da rugby, diciamo, a est rispetto alla pista di atletica, e c'è la questione degli spogliatoi. C'è un'opzione che adesso si sta valutando da un punto di vista economico, perché ovviamente bisogna trovare un accordo con la proprietà, e potrebbero collocarsi anche questi, diciamo, in zona o in ambito Victoria Sport. Ok, passando invece a parlare di rugby, il rugby a Vittorio Veneto non ha una grande tradizione, ma nella Marca Trevigiana ha una grandissima tradizione. È uno sport che una città sportiva come Vittorio Veneto merita, direi, no? Per i suoi valori. Merita, perché anche lo slogan della giornata del rugby, ho visto che è sporchi fuori, puliti dentro, e credo sia un buon slogan per ogni cittadino. Quindi se i ragazzini, visto che sono dei bambini e ragazzini che praticano oggi a Vittorio Veneto questo sport, nascono con questi valori, abbiamo buone prospettive per tutta la città. Eccomi, allora siamo adesso con Matteo. Intanto quanti anni hai? 11. Quindi sei la Under 12? Sì, E come mai hai il caschetto te? per non farmi male alla testa. Per sicurezza. Ok, Cioè, io vorrei stare senza caschetto, ma però te l'hanno messo. Vabbè, è giusto, è giusto. Ascolta, ti piace allora il rugby? sì, E come mai sei venuto a giocare a rugby invece di andare a giocare a calcio o andare in bicicletta? perché ho provato prima rugby, volevo provare, dopo ho conosciuto nuovi ragazzi, mi è piaciuto anche perché è anche un gioco di squadra. Ok, ascolta, e non ti fa paura il fango, il freddo? No, E a scuola come va? bene, bene. Bene, ok, ma il fatto degli allenamenti del rugby non ti stanca un po'? No, Quanti allenamenti fai in una settimana? 2. 2 allenamenti? Se fossero anche 4? Ah, meglio ancora. Cosa gli diciamo a sti ragazzi qua? Oggi cosa bisogna fare? Vincere o basta partecipare? Basta partecipare. Grazie, bravissimo. Adesso siamo con Piddu. Intanto spieghiamo questa cosa, che non hai un nome e un cognome, hai un soprannome, perché nel rugby va così. Sì, nel rugby va così, praticamente quando metti i piedi in un campo da rugby qualcuno ti dà un soprannome, specialmente se hai un nome e un cognome lungo, te lo danno corto per chiamarti, e Piddu. Sarebbe da cambiare la carta d'identità quasi. Sì, sarebbe da cambiare la carta d'identità, ma questo ho e questo mi resterà finché resti nel rugby. Ascolta, in 2 parole, una lunga carriera da giocatore e anche da allenatore, pur non essendo ovviamente anziano. Sì, diciamo io ho cominciato la trafila delle giovanili da Rugby Piave nel lontano 85, per poi passare a Villorba, nel settore giovanile sempre, per poi andare a Oderzo, nella squadra seniores a Oderzo, dove ho fatto 10-12 anni a Oderzo, e dove ho giocato e dove facevo anche giocatore e allenatore, ho fatto le prime esperienze di allenatore lì, per poi passare alla veneranda età di 39 anni a Piave, perché Piave all'epoca faceva solo il settore giovanile,
A Piave 6 anni fa ha fatto la prima squadra, io ho provato a farmi il campionato in prima squadra, pensavo di portare solo viveri, ma alla fine sono riuscito anche a giocare e ho finito la carriera, diciamo, dove l'ho cominciata, insomma è stata una bella soddisfazione. E poi sei passato ad allenare. Poi sono passato ad allenare sempre a Piave con 18 e prima squadra, e poi quest'anno ho fatto una proposta qui a Vittorio Veneto con Rugby Vittorio e c'è stata una bella intesa, abbiamo buttato giù un programma e quindi sono passato qua a Vittorio. E quindi a Vittorio adesso che squadre segui? Allora a Vittorio praticamente sono allenatori insieme con Oderzo dell'Under 16. Quindi diciamo la squadra più adulta del Vittorio. Sì, la squadra più grande, insomma la squadra più grande che avevamo a Vittorio, insieme con Oderzo, siamo una collaborazione con Oderzo. E poi sei anche un po' direttore tecnico un po' delle varie squadre. Sì, diciamo sono una sorta di direttore tecnico in cui coordino gli allenatori, dove programmiamo i lavori da fare e quelli che sono, insomma, le linee guida per quanto riguarda le varie under 6, under 8, under 10, 12 e 14. Perfetto, una domanda infine tecnica, il presidente Vespini prima ci ha accennato della pratica anche del touch rugby, allora per i nostri telespettatori spieghiamo di cosa si tratta questo touch rugby che c'è sia in versione maschile che femminile. Sì, a Vittorio c'è sia una squadra femminile che una squadra maschile, si allenano nelle ore serali. Praticamente il touch è il rugby senza il placaggio e quindi proprio il touch, tocco. Quindi quando si tocca l'avversario è come averlo placcato, è così? Sì, si tocca l'avversario, è come averlo placcato e l'arbitro fa ripartire dal punto del tocco con un calcio per la squadra che sta attaccando in quel momento. Ci sono vari tentativi per attaccare e finiti i tentativi il pallone passa all'altra squadra, insomma. Ascolta, ma parlando un po' da profano, ma è evidente che nel rugby normalmente i contatti ci sono e chi è più forte ti imbotta e prosegue, eccetera. Se uno non può essere toccato è proprio uno sport, quasi uno sport diverso, insomma, rispetto al rugby normale. Diciamo sì, sotto certi punti di vista. Nel senso, le traiettorie delle corse, queste cose qua devono essere completamente diverse se uno non può essere toccato o no. Diciamo sì, sicuramente qualcosa di diverso c'è, ma i concetti fondamentali sono, diciamo, sempre gli stessi, quindi un gran ritmo, una gran velocità, una buona tecnica di passaggio e una buona corsa sicuramente, quindi togliendo il placaggio resta tutto il resto comunque. Certo. Di fianco a Andrea Barattin mi sento anche un po' piccolo e come si vede questo è un ex giocatore di rugby che ha immagino anche un ruolo da pesante. Andrea, dici dove hai giocato? Io ho giocato come club a Treviso, Breton Rugby, Tarvisum, Mogliano, Sannonà e Rovigo. E anche qualche maglia azzurra. Certo, ho fatto alcune presenze con la nazionale maggiore e con le nazionali emergenti e altre, insomma. E ruolo? Ruolo giocavo numero 8, terza linea o seconda linea, all'interno, insomma, della macchina della mischia. Ok, quindi in mischia, altezza e peso? Non adesso, quando giocavi. Adesso non posso dirlo perché sarà questura. Al tempo pesavo 128 per 1,92. Complimenti. Ascolta, stiamo ammirando tutti questi ragazzini che si buttano in questo magnifico sport. Cosa ne pensi? Ma è una cosa stupenda. Noi collaboriamo con il Vittorio Veneto attraverso due progetti con i ragazzi dell'Under 14, il progetto Bocce 99 Memory Rugby e il progetto Under 16. Sta facendo veramente un gran bel lavoro, insomma. Oggi vedo una gran bel clima oggi con il mini rugby, quindi sono molto contento, insomma, di questa collaborazione. Ascolta, tu hai la giacca dei Grifoni Oderzo Rugby, perché ne sei presidente? Da quanti anni? 9 anni. Un bel impegno, no?
Sì, è veramente un bel impegno, però è un impegno che dà qualcosa al nostro movimento, insomma, quindi è una cosa che devo fare. Insomma. E dà anche soddisfazione, immagino, perché io penso che al di là di tutta la fatica, anche c'è qui Michele Vespini che ci sente, al di là della fatica, dell'impegno e del tempo investito per queste società, c'è anche soddisfazione a vedere tutti questi ragazzini che fanno questo sport. Sì, sicuramente è una bella cosa, soprattutto lavorare con i ragazzi, con i bocce, sì, con i piccoli, con i grandi, intendo under 16, under 18, dare loro la possibilità di fare sport è molto importante e educarli, anche per noi è molto importante questo aspetto qua. Ti confesso che ho appena sentito alcuni ragazzini che danno dei messaggi di partecipazione, di lealtà, è importante partecipare, che sinceramente nel mondo dello sport non è così frequente. Sì, questo è un concetto importante che nel rugby si sviluppa da molto tempo, insomma, questo concetto di fair play, eccetera. Non è tutto quanto sempre nel senso che bisogna educare i ragazzi a rispettare delle regole, questo è il nostro principale obiettivo in sostanza, no? Da lì parte tutto quanto, insomma. Quindi accettare il campo, accettare il risultato, non è solo quello che conta, conta soprattutto la partecipazione, la voglia, il rispetto delle regole, eccetera, eccetera. La nostra filosofia è questa qua, insomma. Abbiamo evocato tante volte in questa giornata il famoso terzo tempo del rugby. Qui c'è Elda, una mamma nonché moglie di un allenatore, giusto? Sì, under 12, Antonio Massa. Ok, e qui l'abbiamo strappata al servizio refettorio, diciamo così. Allora Elda, il terzo tempo nel rugby è una cosa fondamentale, l'hanno detto tutti, e ci vuole passione anche a seguire quello. Assolutamente sì, ci vuole partecipazione, collaborazione, anche perché è la parte fondamentale del rugby, no? Dove tutti si crea proprio collettività, senso anche dello sport. Voi genitori siete comunque, voi mamme qui vi vedo molto impegnate, certo. È un impegno ulteriore se vogliamo, però vi vedo tutte col sorriso. Sì, certo, è una cosa che ci gratifica tantissimo, lo facciamo anzitutto per i nostri figli, ma poi anche proprio per lo sport e per il Vittorio Veneto. Secondo te perché negli altri sport non si riesce a avere questo clima che c'è bellissimo nel rugby? Bella domanda, perché qui è importante comunque partecipare. Scusa che ti interrompo, sai che anche prima un ragazzino, quando gli ho chiesto se aveva vinto, non lo sapeva neanche, mi ha detto l'importante è partecipare. Assolutamente sì, perché quello che è importante è la squadra, non c'è individualismo, ma c'è soprattutto collettività a 360 gradi. Quindi di questa grande squadra fanno parte anche le mamme e i genitori che sono qui a lavorare adesso. Assolutamente sì, è tutta una cosa di volontariato che però, ripeto, ci gratifica tantissimo. E c'è tanto da lavorare anche in cucina? Assolutamente sì. Non basta il lavoro durante la settimana? No, assolutamente, perché comunque questo fa parte della crescita anche personale di noi genitori. Grazie e complimenti. A voi gentilissimi. Si conclude qui questa puntata speciale di Per Sport dedicata al rugby, in particolare al rugby Vittorio Veneto e al raggruppamento di mini rugby che si è svolto in pista qui a Vittorio Veneto. È stata una giornata bella, a parte il cielo grigio, di rugby, quindi di sport, ma anche di valori, di partecipazione, di fair play, di lealtà. È davvero uno sport bello e particolare questo è il mini rugby. Grazie a tutti gli intervenuti e ovviamente un ringraziamento a chi ci ha seguito e un appuntamento alla prossima puntata.